Ma perché fai il riso fa buon sangue da 4 anni a sta parte? Perché grazie al riso fa buon sangue, oltre ad offrire ai miei concittadini un momento di spensieratezza, ilarità e divertimento, mi aiuta anche a raccogliere nuove adesioni e a promuovere la donazione del sangue. Smile, 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 smile on your face, in your eyes. Rido, mi fa sentire vivo, mi basta un tuo sorriso e rido, e il riso fa buon sangue. Rido, si illumina il tuo viso, mi manca un po' il respiro, ma rido, il riso fa buon sangue. Rido, ti fa sentire vivo, mi basta un tuo sorriso e rido, e il riso fa buon sangue. Rido, si illumina il tuo viso, mi manca un po' il respiro, ma rido, il riso fa buon sangue. Manca un po' il respiro, il riso fa buon sangue. Sì, penso che la settimana scorsa in Coppa, dove che casè, Madonna viene fuori, Madonna sparisce a Madonna, tu capito? E tutte le notti avanti Dio viene fuori, Madonna sparisce a Madonna, capito? E avanti Dio che la notte viene fuori, Madonna sparisce. Sì, ho capito, a Lourdes. Quello lì sì. E sai che noi altri viviamo sempre quando che Madonna sparisce. Sì, è tutto agitato perché dobbiamo uscire, andare a donare, sono tutto agitato, tutto contento. Oh, io di cose brutte ne ho viste in vita mia, ma non riesco a capacitarmi di queste. Allora, mi raccomando, stia calmo. Sei un po' invidioso però, eh? Oh. I bogui, quelli teciuti. Sì? Tiki tiki cium cium, tiki tiki cium cium, tiki tiki cium cium, tiki tiki cium cium. No. No, niente. No. Niente. Zero, eh? Zero. Zero. Tiki tiki cium cium, tiki tiki cium cium, tiki tiki cium cium, tiki tiki cium cium. Così senti il fiato sul collo, senti. Tiki tiki cium cium, tiki tiki cium cium, tiki tiki cium cium, tiki tiki cium cium. Oh, buonasera, tutto bene? Figa che entusiasmo. Ino! Si faceva l'eco da solo. Ah, da solo? Vedo gli elefanti rosa! Gatto che ore e pastigliate. Mi sa. Buonasera a tutti, allora Chiara è la nostra nipotina di 6 mesi, malata di leucemia, dall'età di 3. Forza, dai, che siamo qua per te e... Dai. Io vi leggo 2 righe scritte dalla mamma e dal papà di Chiara, così mi è più semplice. Allora, buonasera a tutti, innanzitutto ci scusiamo per la nostra assenza. Scriviamo queste poche righe per ringraziare di cuore Avis, l'amministrazione comunale di San Stino e tutti coloro che hanno contribuito e partecipato a questa serata. Un gesto davvero gentile e commovente che in questo momento dimostra la generosità e la bontà d'animo di persone che pur non conoscendoci sono in grado di dare molto a chi sta affrontando prove difficili come queste. La solidarietà dimostrata questa sera ci dà lo stimolo e la forza per andare avanti e per affrontare ciò che la vita ci ha messo davanti. Un ringraziamento particolare anche alle nostre famiglie che ci supportano e che senza le quali in questo momento saremmo persi. Esprimiamo nuovamente la nostra immensa gratitudine e commozione per questo segno di altruismo. Mamma Laura, papà Gianluca e il fratellino Andrea. Bene. Grazie Manu. Manu, grazie. E dopo che viene a fumare ero mio, guarda sto qua come che si già fa. Devi a fumare anche il commesso che ti ha venduto a te. Io dico nel cuore, davvero. È distratto che ho capito.
più. Ma che terrore, Adesso- basta con sta storia di sti terroni, diavolo bestia. Se 20 anni mica stavo qua a motta di Livienza, di Livienza, si sente che sono napoletano. C'è il comune Enzo Ferrari, la farmacia Enzo Ferrari, la scuola Enzo Ferrari, la biblioteca Enzo Ferrari, la discarica della Mercedes. Questa è l'unica cosa che lo sapete tutti. Arriva Vittore. Guarda, dico guardi che ne era, vabbè. Arriva con Buc. Ma non capisco. Capo! Se si deve fare? Stiamo io scavare una busa? Ritrovo me, ritrovo me. Questi sono e resteranno per sempre tutti. La nostra vita, la nostra vita. E non hai ancora visto niente, Galina. Musica! In the morning.